Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, per una replica che ci ha chiesto relativamente a delle dichiarazioni fatte dall'avvocato Aiello del social Io Resto a Porto Empedocle sul futuro di Italcementi. Parrebbe che dovrebbe farsi una discarica per solo i 4 posti di lavoro. Posto che è sempre un territorio privato e ognuno a casa sua, diciamo, può fare ciò che vuole, fatte queste premesse, trattandosi di un'attività non inquinata né inquinante, che va a colmare anzi una lacuna del territorio, che poi si può presentare in egual forma, si può poi prevedere altro, e dà posti di lavoro. Io dico così, in via generica, non posso formulare una attenta valutazione, però così in generale non mi sembra non solo che ci sia nulla da contrapporre, ma sicuramente non è da creare tutto questo allarmismo. Hanno parlato di inceneritori, termovalorizzatori, assolutamente io rimango della mia idea che si debbano fare delle attività imprenditoriali nel pieno rispetto della salute dei cittadini. Mentre in precedenza Italcementi diciamo tergiversava quanto alle sue intenzioni in merito alla immensa area di cui dispone, ben 700 ettari, che sono di sua esclusiva proprietà, quindi non è un terreno comunale su cui posso decidere io cosa fare, fra l'altro a vocazione, cioè già indicata con destinazione industriale, quindi non si può al momento fare altro che attività di quel tipo. Questa volta è venuta l'Italcementi a dire qualcosa di diverso, cioè mentre in precedenza non davano la disponibilità ad attività che fossero fuori dal loro oggetto sociale, e cioè alla produzione di cemento, e comunque non erano chiari sulla possibilità di dare anche a singole iniziative imprenditoriali porzione del terreno, palesando anche la necessità di cedere l'intera area, 700 ettari, con maggiori difficoltà, perché evidentemente un'area di quel tipo richiederebbe un investitore molto grande, diciamo, che ha disponibilità di mezzi enormi, una multinazionale. Questa volta è venuta a dire che ha intenzione di cedere, proprio di vendere porzioni del terreno a quelle attività che ritenga serie e comprovate. Per adesso si sono presentate 2 iniziative imprenditoriali all'Italcementi, quindi loro dicono che qualora l'iter autorizzativo venisse completato per questa attività, loro sarebbero disposte a cedere il terreno. Le 2 attività di cui si parla sono una appunto nel territorio empedoclino e un'altra nel territorio di Agrigento, più o meno a circa 6 chilometri da Porto Empedocle, quindi assolutamente non si parla di attività che rientrano veramente nel ciclo dei rifiuti, ma non come discarica, come trasformazione della frazione organica in impianto di gas, ma di quello ne discuterà l'amministrazione di Agrigento con i suoi cittadini. Per quel che riguarda Porto Empedocle, l'attività proposta non è assolutamente una discarica, ma è un'attività di recupero ambientale, proprio nel solco della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, perché è previsto che le cave vuote siano riempite, e in questo caso si propone il riempimento di una cava con il materiale inerte, non inquinato né inquinante, quindi anzi sarebbe un ripristino di una situazione di vacazio che c'è nel nostro terreno, senza alcuna trasformazione della forma del terreno, eccetera. Naturalmente anche queste attività imprenditoriali proposte dovranno essere vagliate.